Iricav 2 ha buttato giù 2500 metri quadri di bosco, di alberi, sono più o meno 800 alberi che non servivano per la costruzione della strada ma si sono allargati per fare il cantiere. Abbiamo spostato la rete arancione oggi per indicare quella che doveva essere la strada. Il grido di dolore degli attivisti che si erano battuti per la difesa del bosco Lanerossa nel quartiere Ferrovieri all'indomani dell'intervento delle ruspe di Iricav che hanno abbattuto quasi 8.000 metri quadrati dell'area boschiva, quasi il doppio dell'area necessaria secondo il progetto iniziale, affermano gli ambientalisti, che si dicono traditi anche dal comune che si era fatto garante del rispetto degli impegni. Noi abbiamo lasciato l'occupazione a dicembre quando c'è stato annunciato prima da Iricav e poi da tutti gli altri che il bosco è stato ceduto ufficialmente, la proprietà del bosco al comune, ok? Quindi noi abbiamo ritenuto che il bosco fosse salvo, ok? E abbiamo giustamente lasciato l'occupazione. Ora qualcuno qua ci deve spiegare perché questo è avvenuto. Questo spazio, questo bosco conserva anche alberi monumentali, alberi poi che sono nati da soli ma che hanno aiutato gli alberi storici vecchi a sopravvivere in mezzo a un ambiente inquinatissimo, un bosco da studiare. Siamo rimasti basiti di fronte al macello che hanno fatto in questa area che non era l'area che doveva essere occupata. Riguardo a Calte, non possiamo tollerare che lo scempio simile accada anche lì. Quello è un territorio che appartiene alla città ed ha un importante valore ecosistemico. Legambiente, insieme con il Comitato Ferrovieri, ha già proposto un'alternativa a cavalcavia ed è quella di costruire una pista ciclabile su un sedime già esistente, quasi a costo zero, che permetterebbe di collegare il quartiere Ferrovieri direttamente con il centro